Assessore Santoro, anche quest'anno un premio a una tesi di laurea importante sulla disabilità, ma che si apre anche sotto un nuovo profilo, quello di dare sempre maggiore accessibilità non solamente a quello che può essere un problema fisico, ma nel suo complesso assoluto, valutando la persona in primis. Sì, questa tesi di laurea che riguarda il tema dell'apprendimento, il tema delle capacità del singolo all'interno di una problematica come quella dell'autismo che si sta evidenziando in tutta la sua portata, grazie proprio alle ricerche che si stanno facendo, apre un po' la discussione su come la questione della disabilità vada affrontata con un approccio multidisciplinare. Certamente l'approccio sanitario, ma l'approccio sociale, l'approccio di tipo ludico, cognitivo, educativo e perché no anche abitativo. Il tema dell'abitazione è un tema importante proprio per garantire alle persone con disabilità il massimo dell'autonomia possibile e in questo caso è proprio guardando alla singola persona che si riesce a pensare a delle soluzioni che siano adatte e non massificate. Non possiamo permetterci più degli adeguamenti percentuali rispetto alle varie situazioni, ma dovremmo essere capaci davvero di individuare dei percorsi dell'abitare anche per le diverse disabilità. È un tema di ricerca molto importante che credo finalmente abbia messo attorno a un tavolo, anche grazie alla consulta, le università, gli studiosi e gli operatori di tutti i settori e che quindi sta assumendo davvero una rilevanza importante anche da un punto di vista dell'avanzamento della ricerca scientifica. Vincenzo Zoccano, presidente della Consulta regionale disabili, oggi abbiamo consegnato un premio, una tesi di laurea molto importante, soprattutto che apre un discorso anche sulla rivalutazione di quello che è la considerazione di un disabile, non più dal punto di vista solamente sanitario, ma dal punto di vista proprio di un rappresentante effettivo della società. E questo fosse il nuovo punto, il nuovo orizzonte. E questo è il nuovo orizzonte, ti ringrazio per la domanda che mi dà modo proprio di complimentarmi nuovamente per questo lavoro scientifico evidentemente che la studentessa ha inteso fare, inquadrando la persona secondo il concetto, se vogliamo, nuovo, innovativo, il cambio di paradigma che la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità ci chiede, ossia quello appunto di valutare la persona con disabilità per le sue abilità residue e per la sua individualità, quindi non necessariamente in una sola categoria che è quella del modello medico, ma in un modello più ampio che è quello biopsicosociale. Malta Spriso perché ha scelto questa tesi e quale obiettivo si pone? Allora, la tesi è stata scelta sulla base dell'esperienza di tirocinio che ho condotto all'interno della Biofattoria Murialdo, che è presente sul territorio del Trevigiano, e a partire dall'esperienza di tirocinio appunto verso quello che è un obiettivo di individualizzazione del progetto educativo a favore della crescita della persona, è stato fatto un progetto educativo che è stato portato all'interno della tesi di laurea e l'obiettivo in senso più ampio che mi pongo attraverso questa tesi è di poter continuare gli studi verso la direzione della pedagogia speciale per poter contribuire verso la crescita all'interno di questo tema così delicato.